siamo in tanti, sarà comunque non un convegno ma una conferenza stampa. Saluto tutte le autorità che sono presenti, ovviamente iniziare dall'assessore della Bonazzaghi, che ringrazio in modo particolare per aver scelto Vicenza, Palazzo Trissino come luogo per portare l'attenzione dei media questo evento, queste giornate dello sport e delle scuole di tutto il nostro Veneto. Io penso, saluto tutte le altre autorità presenti al tavolo, lo cito il mio assessore e ovviamente l'onorevole Sbrodini, che è sempre stata molto attiva nel campo sportivo e a cui auguriamo tanto bene. Noi che siamo dall'altra parte del tavolo. Allora, la scelta di Vicenza penso che non sia venuta a caso, mi auguro che non sia venuta a caso, perché il mio assessore Roberto Nicolai, altro uomo che ha dedicato tutta la sua vita allo sport e all'educazione, sport e educazione, qualche volta educazione e sport. Questa è stata la vita di Roberto Nicolai, che ha accompagnato questi 10 anni per finire. Ma 74, la città di Vicenza, 74 impianti sportivi, 400 eventi sportivi che avvengono ogni anno, 18 milioni di euro che in questi 10 anni abbiamo investito, 18 milioni. Sono stati una scelta che ovviamente ha tolto prima qualche altra cosa, però è stata voluta e mantenuta in me e nelle due mie amministrazioni in questi anni. 157 realtà sportive rappresentate nella città di Vicenza, 157, e ancora 445.000 metri quadrati di impiantistica sportiva nella città di Vicenza. Questo è quello che noi lasciamo in linea di e che penso sia stato, anzi sono stati questi dati ad accompagnarci verso un riconoscimento importante che abbiamo avuto in quanto città europea dello sport. E di questo noi siamo particolarmente orgogliosi, ma siamo altresì orgogliosi che la Regione Veneto, la nostra Regione, abbia in questi anni, insieme con la scuola, rappresentata dalla dottoressa Beltrame, abbia puntato in accordo con gli enti locali, non dovrebbe essere diversamente, a coniugare lo sport. Noi qui abbiamo un campioni olimpici, ma un campione olimpico importante, lo sport e l'educazione. E perché lo sport forgia a diventare persone per bene, forgia l'idea che la competizione è una cosa positiva, ma nella competizione si può vincere o si può perdere, e se si perde non succede niente, perché si è comunque partecipato. Ed è stato l'orgoglio di partecipare. Lo sport è la fatica, perché bisogna anche, Santa Maria, bisogna anche faticare, la fatica è un altro, anche la politica dovrebbe essere accompagnata dalla fatica. C'è chi brilla senza fatica ed è una stella che non brillerà a lungo, bisogna faticare, è vero, fatica. Ecco, e quindi siamo da sindaco e di Taxo, sono molto grato all'assessore Bonazzaghi per questa opportunità che ci ha dato anche un colpo di luce oggi su Vicenza. Grazie a tutti. Conferenza stampa ha ragione il sindaco, quindi meritava di stare in piedi lui e noi possiamo stare seduti. Se sono primo cittadino ti ringrazio per questa sala, l'ha detto già lui, oggi dobbiamo dare il lancio alle giornate dello sport che sono previste da calendario scolastico per i giorni 15, 16 e 17 febbraio.
È il secondo anno che la Regione del Veneto, unica in Italia, ha previsto giornate dedicate allo sport, alle sue discipline, all'approfondimento attraverso tematiche le più differenti, dentro però all'interno della programmazione scolastica e durante l'orario scolastico. E perché Vicenza, è stato detto, Vicenza è stata città europea dello sport 2017. Perché lo sport è quello che abbiamo voluto dire in questi anni con le tante iniziative, soprattutto dedicate al mondo della scuola e quindi al binomio sport ed educazione, anch'io lo sottolineo, è stato quello che lo sport non è affare delle società sportive o delle associazioni sportive solamente, anzi è un fatto di una comunità, è un obiettivo da raggiungere insieme. Ecco perché abbiamo il CONI con noi da sempre, dall'inizio, con la sua massima istituzione a livello regionale, perché c'è stato il coinvolgimento attraverso il CONI di tutte le federazioni, perché le comunità, cioè le città, diventano parte di questo progetto di valorizzazione dello sport, perché soprattutto quando parliamo di scuola lo sport deve entrare come materia di educazione. Noi l'abbiamo previsto addirittura in una legge, che è la legge 8 del 2016, la legge sul sistema educativo regionale, nell'unitarietà del sistema educativo. Vi è nell'articolato vi sono alcune materie che noi riteniamo debbano essere inserite stabilmente, e questo è anticipatore a Costituzione vigente di quelli che sono i processi che noi auspichiamo in tema di autonomia, ma certamente lo sport entra tra queste materie. Prima un giornalista amabilmente, mentre tentava di stressarmi con faccende che non riguardano questa conferenza stampa, mi ha chiesto se si fa abbastanza per lo sport. Io, non pensando alla par condicio, ho invitato ovviamente Daniela Sbrollini, non perché stiamo facendo larghe intese, ma perché lei ha fatto molto da deputato per questo, e io ritengo che proprio perché parliamo di un tema che deve avere a che fare con i grandi obiettivi di una nazione, e lo diciamo oggi, tra mezz'ora c'è la cerimonia inaugurale dei giochi in Corea. Ci sono 14 atleti veneti, ma c'è l'Italia, e se noi vogliamo, ed è questo uno dei risultati attesi rispetto al grande tema dell'educazione, che lo sport permei la vita dei nostri giovani, questo deve partire non solo da quello che si fa durante il tempo libero, ma da quello che si fa insieme come comunità, dando dei messaggi molto chiari a partire dalla scuola. Abbiamo trovato fin da subito grandissima disponibilità dall'ufficio scolastico regionale, a cui spesso chiediamo di riorganizzare, di rivedere le proprie programmazioni, diciamo, tenendo in considerazione obiettivi da condividere. Eppure la scuola, oggi sottoposta a 1000 problematiche, non si è sottratta, anzi, solo alcuni numeri dell'anno scorso, nel 2016-2017, abbiamo fatto la giornata dello sport i giorni 2, 3, 4 marzo, peraltro è la prima esperienza, quindi con tutte le problematiche dedicate ad un inserimento dentro un mondo già molto articolato come quello della scuola. Avevamo anche previsto un finanziamento di circa 110.000 euro. Sono arrivati all'attenzione della Regione 376 progetti, di cui 111 per gli sport invernali e 265 per gli altri sport, e ne abbiamo finanziati 218 perché ovviamente le risorse erano quelle. Quest'anno abbiamo aumentato il numero di risorse, sono già aumentati il numero di progetti arrivati, ma siccome poi abbiamo dato competenza alle scuole, ad alcune scuole capofila, una per provincia, di raccogliere queste progettualità, la dottoressa Beltrame farà un passaggio su questo. Due considerazioni finali, così poi vi dico anche perché sono presenti oltre al CONI il presidente Vignai, perché tra le tematiche noi affrontiamo quello che è il grande tema su cui anche molte nostre amministrazioni si sono interrogate, cioè sport e inclusione. Così come abbiamo affrontato e chiediamo che si approfondisca il tema dello sport e cultura, ma cultura in senso molto ampio, perché si approfondiscono anche tutte le tematiche legate all'organizzazione degli eventi sportivi, al marketing, alla gestione del business attorno agli eventi sportivi. Voi sapete che il Veneto ha spinto molto affinché ci fosse il massimo del riconoscimento dei licei sportivi. Il Ministero aveva dato un quadro di riferimento ristretto, uno per provincia, noi ne abbiamo autorizzati molto di più, sempre in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale. Ed ecco perché qui anche il colonnello Remo Del Favero
che è il comandante del centro sportivo esercito, a cui ho chiesto, ovviamente avendo lui atleti di altissimo livello e quindi rispetto alla loro disponibilità di tempo, di darci qualche testimonianza da portare proprio nei licei sportivi, perché la competenza e la specializzazione devono diventare un segmento non considerato appunto semplicemente come tempo libero. E ringrazio il CONI di aver individuato nel nostro campione Gardarossa un riferimento, un collegamento. Lui avrà la competenza, dirà meglio di me il presidente Bardelle, di essere il trade union tra regione, scuola, e direi che li teniamo insieme, regione, scuola, e CONI, quindi tutti quelli che sono le progettualità legate al mondo della scuola. Io guardate, sono molto soddisfatta di come è andato il primo anno, con tutte le difficoltà del caso. Poi con il CONI abbiamo aggiornato, verificato, superato alcuni problemi, ma il risultato atteso non sarà quello che sarà un'altra esperienza, deve diventare strutturalmente parte del calendario scolastico della regione del Veneto. Altre regioni ci guardano con attenzione, l'auspicio, quello mio di Bardelle, è quello che le giornate dello sport diventino parte integrante della programmazione scolastica a livello nazionale. Dimostreremo ancora una volta come il Veneto riesce a essere capofila quando si interstardisce propriamente. Qui abbiamo tutte persone che credono molto in quello che fanno e che hanno investito, come ha ricordato il sindaco Variati, ciascuno per il proprio, amministrazione comunale, amministrazione regionale, ministero, con la sua declinazione territoriale, CONI, con tutta il fiorire di associazioni, di federazioni, volendo andare sempre di più verso un'offerta che che coinvolga tutti gli studenti di ogni ordine e grado. Allora io adesso passerò la parola in quest'ordine alla dottoressa Beltrame, poi al presidente Bardelle, a Vignai, Gardarossa e poi chiederò ovviamente a Toscano a seguire e lo ringrazio perché abbiamo chiesto molto sforzo per far capire ai ragazzi che cos'è veramente l'inclusione quando non si guarda con benevolenza, ma quando si rispetta, perché questo è lo sport, il rispetto dell'avversario, il rispetto del tuo compagno di squadra, il rispetto delle regole, quindi chiederemo anche un intervento e la chiusura al colonnello De Fabro. Buongiorno a tutti, io ringrazio di cuore innanzitutto l'assessore regionale Elena Donazan, il sindaco, le autorità presenti, il presidente del CONI e il presidente del comitato paralimpico. Io devo dire che grazie al coinvolgimento, all'interesse di tutte le autorità presenti sul territorio, a partire dalla regione, i comuni, le province, ecco, il risultato che abbiamo raggiunto è che il Veneto è la seconda regione in Italia per coinvolgimento degli studenti e degli alunni nelle attività sportive a scuola, e questo mi sembra un dato molto importante. Prima di noi la Lombardia ovviamente in numeri assoluti non poteva essere diversamente. Ecco, ma ritengo fondamentale che nella scuola gli studenti abbiano tutti quanti le opportunità, a prescindere dalle condizioni economiche della famiglia, di avere una esperienza nella conoscenza delle pratiche sportive, soprattutto per l'importanza che ha per quanto riguarda i corretti stili di vita, la corretta alimentazione, l'autostima, l'autocontrollo, ma soprattutto il rispetto delle regole, lo spirito di squadra, la socializzazione, il sacrificio, ma anche e soprattutto, perché no, anche la conoscenza del territorio, la conoscenza di una rete di associazioni sportive dilettantistiche, ecco, che si sono offerte di entrare nelle scuole, offrire a volte gratuitamente proprio il loro contributo per coinvolgere le scuole e le classi tutte in queste 3 giornate dello sport dal 15 al 17 febbraio. Ecco, questa iniziativa della Regione sicuramente si aggiunge ad altri finanziamenti, ad altre iniziative che riguardano i giochi sportivi studenteschi. Noi con questi giochi sportivi, che grazie ai nostri coordinatori, a partire dal coordinatore regionale Magnone, anche agli altri coordinatori provinciali, riusciamo a coinvolgere nello sport, nelle attività, ecco, anche sì, di pratica e di
l'edizione delle gare, un dato fondamentale importantissimo, già 38.000 alunni, ma questa iniziativa nuova a livello italiano delle giornate dello sport sicuramente è destinata a coinvolgere un numero maggiore. Come diceva l'assessore, anche grazie al fatto che la Regione ci crede, ha aumentato il finanziamento, l'anno scorso avevamo 109.000 euro a disposizione per le scuole, siamo passati a 150.000 euro destinati alle giornate dello sport, i progetti sono aumentati da 398 dello scorso anno a 305 di quest'anno, e ovviamente metà del finanziamento, come l'anno scorso, è destinato alla sovvenzione, ai contributi per quanto riguarda gli sport invernali. Quindi devo dire grande soddisfazione, grande interesse da parte delle scuole, tutte le scuole hanno presentato progetti, quindi soprattutto hanno anche presentato progetti di rete. I dati del monitoraggio li avremo dopo il 15 di maggio. L'ufficio scolastico regionale ha contribuito con le scuole polo, perché hanno destinato questi finanziamenti, hanno fatto le commissioni, hanno valutato i progetti con criteri oggettivi, in maniera che tutte le scuole possano appunto avere secondo criteri oggettivi questo finanziamento. Ora le scuole hanno fatto la loro progettazione, quindi partiranno dal 15 al 17 queste attività didattiche che le scuole hanno scelto nella loro autonomia, e dopo il 15 maggio avremo anche i dati delle scelte, se sono state fatte scelte di eventi, iniziative indoor, cioè dentro praticamente la scuola, oppure se hanno potuto, grazie anche al sostegno per quanto riguarda i trasporti, fare anche iniziative esterne, quindi partecipare ad eventi, conoscere le associazioni sportive. Devo dire che un grazie a tutti quanti, perché è lo spirito di squadra quello che contraddistingue un sistema scolastico e sul quale poi si possono raggiungere dei risultati. Grazie al contributo di tutti. Bene. Lo sport del Veneto. Lo sport del Veneto è rappresentato da 460.000 atleti iscritti alle federazioni, alle discipline sportive, a 160.000 volontari, a 10.000 società, che ci porta al secondo posto in Italia come regione, dietro alla Lombardia, anche nella scuola, ma anche, però loro hanno molti più abitanti. E questo è merito di una grande squadra. Abbiamo passato anni difficilissimi, perché le istituzioni in questi 5-6 anni avevano problemi veramente di investimento per il mondo dello sport. Però questa grande squadra e le persone che ci sono state vicine ci hanno dato la possibilità ancora di proseguire nel far capire che lo sport è indispensabile per una regione che vuole crescere, che vuole essere prima, che vuole dimostrare, perché i nostri ragazzi li portiamo via dalla strada, dalla droga, li facciamo studiare anche bene, perché io conosco che quelli che si impegnano nello sport poi sono bravi anche a scuola, quindi non tanto. E questo è merito che abbiamo avuto degli amici dello sport. Io voglio ringraziare l'assessore Donazzar, perché con le deleghe importanti che ha, il lavoro, la scuola, deleghe, la formazione, deleghe che certamente in questo periodo l'hanno coinvolta, non si è dimenticata dello sport, ma anzi ci ha dato la possibilità con le giornate dello sport di andare in giro per l'Italia e di dire: questo è un progetto che bisogna farlo in un'Italia che vuole crescere. Giornate dello sport. Certamente abbiamo trovato l'assessore e poi abbiamo trovato il MIUR, che ha aperto veramente con grande entusiasmo a queste giornate, perché io che conosco bene le altre regioni, in molte regioni non c'è questo rapporto fra mondo dello sport e scuola. Da noi nel Veneto cresce, sta diventando sempre più importante, perché c'è sì lo sport, ma un aiuto indispensabile con le istituzioni, con i sindaci, i nostri assessori dello sport, la regione e i
e sappiamo che se teniamo questa squadra lo sport è veramente, sì, adesso parleremo delle Olimpiadi per una settimana, certamente i nostri 14 atleti, che è il 10% di quelli che sono andati, quindi anche qui siamo sempre molto presenti, però quello che noi vogliamo noi a far capire che lo sport è indispensabile in un momento così difficile per i ragazzi, e se riusciamo attraverso la scuola sport, renderlo cultura, far capire che fa sport, sì, io ho 4 nipoti, tutti 4 fanno sport, tutti si divertono, però prima di tutto la scuola, lo sport ti fa diventare uomo o donna grande nell'Italia, e questo è il messaggio che dobbiamo dare. Lo stiamo dando per una grande squadra, e io voglio ringraziare, sono qui proprio di cuore, perché queste giornate sono indispensabili, perché ci dà un progetto veramente bellissimo, e io devo dire che con le difficoltà dell'anno scorso, perché molti sportivi e da molte scuole non si riusciva a comprendere il messaggio, io quest'anno ho trovato invece un messaggio aperto e di grande entusiasmo. Professori che dicono che bello che veniate quei 3 giorni a spiegarci dello sport, e questo è il secondo anno, per cui grazie veramente. Grazie, buongiorno a tutti. Non posso che complimentarmi e esprimere soddisfazione per quanto è stato detto, ma soprattutto per gli ultimi anni l'apertura che la scuola ha avuto nei confronti della disabilità, nell'integrazione dello sport, attività motoria, sportiva e quant'altro. Davvero in questi ultimi anni abbiamo fatto davvero tante cose, ma quello che soddisfa ancora di più è che l'apertura dei vari istituti che chiedono alle nostre società, al nostro comitato, ai nostri atleti di testimonianze, ecco, per parlare delle esperienze, delle attività motoria paralimpica. Davvero è stato in questi anni un salto di qualità davvero notevole, basta dire che in questi 3 giorni abbiamo avuto richieste dagli istituti, non è che noi, le nostre società, i nostri atleti siano andati a chiedere se possiamo parlare, è il contrario, ma ben 120 istituti in questi 3 giorni che hanno chiesto alle nostre società, ai nostri atleti, ai nostri tecnici a presenziare, a parlare, facciamo più presentazione e conoscenza, in qualche istituto facciamo anche della pratica, dimostrazione, e sono impegnati ben 120 atleti, 130 persone fra atleti, tecnici e dirigenti, quindi è davvero importante questi 3 giorni, ma ribadisco la soddisfazione è grande, proprio quella della scuola che ci dà questa possibilità, e i vari insegnanti di educazione fisica che sono loro poi che coordinano maggiormente questa attività. Noi oltre a esprimere soddisfazione è che vogliamo ovviamente aumentare la nostra percentuale di persone con disabilità a avvicinare all'attività sportiva, perché meno del 2% di disabili fanno l'attività sportiva, quindi sappiamo quanto è importante, per ovvi motivi che è stato detto, ecco, lo sport cosa può dare a una persona, vogliamo ovviamente aumentare questa percentuale, quindi abbiamo davvero un margine grande, dobbiamo continuare con questo impegno, perché dobbiamo dare l'opportunità alle persone con disabilità ad avvicinarsi a questa disciplina, perché per i motivi che abbiamo detto, l'importanza dello sport a 360 gradi. Qui abbiamo poi Nicolò Toscano, testimonierà anche lui, che è uno che oltre ad essere atleta e anche presidente di società, sempre molto disponibile a presenziare, dare, quindi davvero. Quindi ho ricordato più volte la scuola, ma credo che l'assessore Donazzano deve avere tanti meriti. Grazie, complimenti.
Allora andiamo subito con te, Nicolò, ti dici? Sì, beh, vado senza microfono, devo salire in braccio a Rossana. Non è carino, vero? No, vedi che Rossana no, infatti ti tiene pure il microfono. Tanto mi si sente. Sì, buongiorno a tutti, intanto ringrazio per l'invito, ringrazio soprattutto il Presidente Villaia perché tra tanti che potevano testimoniare di sport paralimpico ha scelto me, ne sono onorato. Ringrazio il Sindaco e tutte le autorità presenti. E niente, io sono, come diceva il Presidente Villaia, atleta di una società di rugby in carrozzina, della quale sono anche orgogliosamente presidente, e tra le varie attività, soprattutto quella agonistica, perché poi chi fa sport vive di agonismo, abbiamo anche un'attività di sensibilizzazione e sì, all'interno delle scuole, soprattutto con questo progetto. Io in prima persona vado nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi su quello che sono i temi della disabilità e di come lo sport aiuti un ragazzo che subisce un trauma come il mio, comunque con una disabilità, di quanto è importante sia lo sport perché permette di riacquisire un'autonomia, un'indipendenza che il trauma spesso sembrava aver comunque precluso, e quindi sensibilizzare questi ragazzi secondo me è molto importante perché poi effettivamente gli studenti delle scuole medie, delle scuole superiori, delle scuole elementari saranno il nostro futuro, saranno i futuri dirigenti, i futuri amministratori della nostra società, e quindi è molto molto importante che anche loro sappiano che esistono realtà, esigenze e bisogni come il nostro. Fare sport è importante per tutti, lo è a maggior ragione secondo me per chi subisce un trauma come il mio, e io cerco di portare nelle scuole in questo caso quella che è la mia positività, di far vedere ai ragazzi che comunque bisogna sempre guardare alla parte del bicchiere mezza piena, non a quella mezza vuota. Quindi grazie a tutti e comunque sarò attivo anch'io tra l'altro in queste giornate dello sport in diverse scuole del Padovano e spero di fare il meglio possibile. E non solo in questi 3 giorni siamo presenti. E non solo questi 3 giorni. No, ma infatti precisazione per la stampa, 3 giorni sono ovviamente l'indicazione puntuale di quali, perché volevamo che fosse vero con i coordinatori, ne abbiamo parlato molto, in particolare era lasciamo libertà assoluta o proviamo a dare un'indicazione stringente? L'indicazione stringente vuol dire anche dare un senso di obbligo, di intervento vero, di dignità massima, poi c'è ovviamente la possibilità di farlo per gli sport invernali in un ambito più ampio anche per gli sport outdoor. Nicolò, grazie sul serio per quello che hai detto, sarà molto utile per i nostri ragazzi. Il nostro campione Rossano Gattarossa. Buongiorno, ci siamo quindi ormai per le giornate di questo 2018, sono ovviamente per una passione che nutro verso lo sport orgoglioso che la nostra regione abbia attivato questo progetto ma si sia impegnata a portarlo avanti, perché fare una edizione sport avrebbe avuto un senso, organizzarsi per far sì che questo diventi parte integrante del calendario scolastico, secondo me acquista uno spessore completamente diverso. Credo che, come diceva Nicolò, ormai sia all'ordine del giorno ricevere delle telefonate dalle scuole per poter portare il proprio contributo. Anche ieri ero in una scuola della nostra regione e ho avuto conferma che comunque quello che probabilmente tutti noi condividiamo, che è l'importanza dello sport in quanto ausilio al percorso scolastico. Quindi dobbiamo dimenticarci che lo sport è un ostacolo al percorso scolastico, ma è un qualcosa che collabora per far sì che, come diceva Nicolò, questi giovani che un domani saranno il futuro della nostra società possano avere uno strumento in più per accrescere nella propria cultura e accrescere nella propria educazione. Ieri parlavo con dei ragazzi di una scuola media inferiore e così chiaramente organizzandomi rispetto all'età che avevano gli interlocutori, lo facevo in maniera giocosa e hanno condiviso il fatto che sono in una fase d'età in cui a scuola gli vengono giustamente impartite delle nozioni educative
che a un certo punto hanno una denotazione a volte un po' noiosa, perché stanno tante ore nei banchi di scuola, magari tra un mese arriva la primavera, quindi si vorrebbe stare fuori piuttosto che dentro in un'aula, però fa parte del loro impegno quotidiano. Poi vanno a casa e se non è oggi, tra un pochino, infatti sorridevano quando gli ho fatto questa domanda, anche quello che gli diranno i genitori diventerà una pizza, una cosa un po' noiosa, perché il genitore la famiglia deve educare il proprio figlio. Quello che succede invece nello sport, quasi magicamente, è che una parte della loro educazione viene recepita quasi inconsapevolmente, ed è questa secondo me la cosa bella, perché provate a pensare a quanto gli educatori dello sport, gli istruttori, gli allenatori, chiamateli come volete, quante ore affiancano i nostri ragazzi nella loro settimana, e riescono, se sanno fare bene il loro lavoro, oltre ad insegnare una disciplina sportiva nelle sue caratteristiche tecniche e quant'altro, ma anche a trasmettere io spero tutti, ma una parte di quei valori che la dottoressa Beltrame prima ha in maniera molto chiaramente elencato. Ho fatto una carriera agonistica per mia fortuna molto lunga, adesso, dicevo prima anche con il sindaco, sto sperimentando sulla mia pelle che quanto si apprende dallo sport in termini di valori, quindi chiaramente io ho remato per tanti anni, non è che mi serve nel lavoro ordinario saper remare, ma quanto ho imparato invece in termini di valori dello sport mi torna utile tutti i giorni, anche se pur lavorando magari in un ambito vicino al mondo sportivo, perché lavoro prevalentemente in un centro sportivo, ma occupandomi di tutt'altro, quindi personale, manutenzione, organizzazioni, una gran parte dei problemi che tutti noi dobbiamo affrontare quotidianamente, ho la consapevolezza di riuscire a farlo con qualcuno mi dice forse con una marcia in più, perché lo sport ce l'ha insegnato. Allora, tornando al nostro progetto, lo sport mi ha portato a girare il mondo. Non è una critica questa, è una presa di coscienza che sicuramente anche il nostro assessore ha fatto. Fuori dal nostro paese ci sono delle realtà che riescono a essere più efficaci di noi. Ma allora, come l'atleta deve prendere coscienza che ci possono essere, probabilmente ci sono degli avversari che sono più bravi di noi, e questo non deve essere una presa di coscienza demotivante, demoralizzante, ma anzi deve essere una spinta, uno sprone per far di più. Allora, fuori dall'Italia ci sono dei paesi che sono organizzati in maniera più efficace per far sì che il percorso scolastico, il percorso di studio parta più precocemente e sia più performante in ambo i sensi. Sono convinto che qualcosa si stia facendo. Adesso tra probabilmente pochi minuti partono le Olimpiadi invernali in maniera ufficiale. Chiaramente anche il Presidente Malagò parlava, ci sono delle ambizioni agonistiche, delle ambizioni di risultato, insomma, chiaramente servono anche per dare stimolo, per dare entusiasmo a tutti. Ma c'è un mondo sportivo alle spalle di questo vertice agonistico che è molto meno visibile, che invece è importantissimo. Un progetto come questo che affianca fattivamente il mondo della scuola e il mondo dello sport, a mio avviso è importante, però dobbiamo continuare ad aiutarci tutti assieme per far sì che si possano via via migliorare, correggere delle cose che magari possono essere migliorate, e dobbiamo farlo con entusiasmo. Il Presidente Bardelle mi ha coinvolto nella giunta del CONI Veneto, ha deciso di affidarmi in qualche maniera così l'incarico di supervisionare l'aspetto dei rapporti con la scuola, ne sono orgoglioso. Voglio ringraziare, siccome è un ambito nuovo per me, voglio ringraziare quelle persone che mi danno una mano. C'è anche il vostro concittadino qui, Giuseppe Falco, che ha un'esperienza sicuramente molto più ampia della mia in questo, perciò io spesso ne approfitto per carpirgli delle riflessioni, dei segreti, quindi insomma, è importante poter, come si dice, mettere in rete le abilità di tutti noi, e dobbiamo farlo continuamente. Grazie. Allora, siccome adesso dall'altra parte del mondo tra un po' ci sarà anche il nostro tricolore con tutta la sua delegazione, non poteva chiudere chi rappresenta l'Italia nella sua complessità. Io ringrazio il comandante del Favero, io sono orgogliosa che da Veneto lui comandi il Centro Sportivo Esercito, posso dirlo così. A lui appunto ho chiesto oggi di essere qui, ha fatto i salti mortali per esserci, e quindi io lo ringrazio di cuore, ci onora con la sua presenza e con la sua divisa, e lascio a te, se posso. Grazie.
ringrazio tutti voi, anche l'onorevole Sbrolli, il sindaco, tutti. Per me è un onore essere qui perché, come hai detto tu, da Veneto, bassanese, no? E adesso comando questo meraviglioso centro, il centro di eccellenza dell'esercito per lo sport, il centro sportivo olimpico dell'esercito. Noi abbiamo numerosi atleti di livello, infatti a Rio de Janeiro abbiamo portato a casa 8 medaglie alle Olimpiadi e un bronzo paralimpico. La nostra atleta che conoscete già, mi diceva il sindaco, è venuta anche a Schio a parlare alle scuole ed è veramente, mi ricollego a quello che ha detto lui, lo sport è importante per quelle situazioni perché questa ragazza ha perso una gamba in Afghanistan e con lo sport, lei è una grintosa, una ragazza proprio d'oro, magari la conoscete, Monica, e adesso ha portato a casa un argento, a parte il bronzo a Rio, un argento anche ai mondiali paralimpici di Londra, per cui sono orgoglioso di avere loro le mie dipendenze. Mi fa piacere sentire che la Regione si dia molto da fare con le scuole, perché è una cosa che abbiamo iniziato anche noi dell'esercito a cooperare con le scuole. Infatti nel mio centro abbiamo ben 800 tra ragazzi dalle elementari alle superiori che vengono ad allenarsi tutti i pomeriggi facendo varie discipline, dall'atletica al nuoto alle arti marziali. E ho dato prima la disponibilità anche a portare qui nelle vostre scuole, compatibilmente, e loro lo sanno, con le esigenze di allenamenti e di gare, perché adesso è un periodo molto intenso, però la disponibilità a portare qualche atleta di rilievo in modo che anche questi studenti possano capire cos'è lo sport, quello di eccellenza, e anche, come ha detto lui, quanto sia dura la vita dell'atleta, perché uno è abituato a vedere l'atleta in tutta la ginnastica o in pantaloncini che corre e dice ma quello si diverte, sì, magari gli piace anche quando vince, però fanno dei sacrifici molto forti, non hanno Natale, Pasqua, Capodanno, sono sempre lì in allenamento, in gara, per cui comunque vi ringrazio. Grazie ancora. Grazie. Allora noi faremo un evento conclusivo anche per accogliere tutte le adesioni. Il gruppo scuola si incontrerà ovviamente per gli aggiornamenti, ma è entrato nel calendario storico dell'evento da qui al futuro. Intanto tifiamo Italia per questi giorni fortemente e speriamo che anche i ragazzi questo tipo di, come è successo l'anno scorso, questo tipo di ritorno. Ai ragazzi e agli insegnanti, perché anch'io ho riscontrato, come il presidente Bardelle, in un anno solo, lo dicevo prima al signor sindaco, un cambio radicale di mentalità, cioè come dire, si sono resi conto che sono gli insegnanti delle discipline sportive quanto, al di là dell'assunto che lo sport fa bene, e questo nessuno si avventura a dire una cosa diversa, ma poi concretizzarlo in un'organizzazione scolastica è qualcosa di molto più complesso. Il primo risultato di sicuro è stato quello di aver convinto il mondo della scuola tutto che questo potrà essere una buona occasione di crescita e quelle che chiamano competenze trasversali dei nostri giovani dirigenti del futuro, come ha detto Nicolò. Grazie per la vostra presenza, grazie a tutti voi per l'autorevole